Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, il premio Fascicolo, confronto per anziani di categoria G con in salchi Gentleman, sono in 9 dietro le ali dell'Autostart. All'1 Dark Angel Fee, Carlo Bonfiglioli, 2 Fatima delle Lame, Stefano Marsili, 3 Esotica Sì, Ilaria Vecchi, 4 Vortice d'Amore, Graziano Tacconi, 5 Drop Jet, Giorgio Cangiano, 6 Vai Mo Blessed, Alfonso Ferrante, 7 Ellington Treb, Vincenzo Vitagliano, 8 Velez Taghi, Paolo Morelli, 9 Dinderindina, Fulvia Biondi. Partiti con veloce Vortice d'Amore, attaccato all'esterno da Drop Jet, ancora più a largo Vai Mo Blessed. Vortice d'Amore al comando sulla prima curva. Seconda posizione per Drop Jet che precede Vai Mo Blessed, poi Esotica Sì, quindi Dindirindina che si muove all'esterno, ancora Ellington Treb, gli altri sono più indietro, con Dark Angel Fee che prova a ritornare sul gruppo. Fatima delle Lame e Velez Daghi sono fuori corsa. Completamento dei primi 400 metri in 31. Con al comando Vortice d'Amore, seguito da Drop Jet, Dindirindina che avanza allo scoperto, trascinandosi ora Ellington Treb. Sulla curva di sinistra il battistrada ha rallentato in maniera abbastanza decisa il ritmo, 16-1 di Franzione, Dindirindina attacca Vortice d'Amore per passare al passaggio sotto alle tribune e così Dindirindina al comando nei confronti di Ellington Treb, poi Drop Jet, Vortice d'Amore che si è fermato dopo 600 metri al largo d'Archangel Fee che viene da lontano ma viene con decisione e così sulla curva di destra Dindirindina in vantaggio attaccata da Ellington Treb, poi Drop Jet ed Archangel Fee, ancora Vai Mo Blessed, chilometro in 1.15 e mezzo per Dindirindina ed Ellington Treb alle prese a 500 dal palo, si difende Dindirindina, attacca con decisione Ellington Treb, poi Dark Angel Fee che scavalca Drop Jet all'imbocco dell'ultima curva, 13,8 di là addirittura, 1,29 tre quarti di miglio, si difende Dindirindina e attacca Ellington Treb, i due continuano perfettamente apparecchiati all'ingresso della dirittura d'arrivo, Dindirindina in vantaggio, Ellington Treb che prova a non demordere, si difende Dindirindina, ritorna Ellington Treb testa a testa da 600 metri ormai, insiste Ellington Treb che passa. Ellington Treb vince nei confronti di Dindirindina, al terzo Dark Angel Fee addirittura 1,59,5, 1,14,8, 30 da arrivare ma c'era stato un 28 di là. Ellington Treb, Vincenzo Vitagliano per Andrea Vitagliano al training, i colori della Limitless, percorso scoperto vincente di Ellington Treb che conferma l'ultima buona prestazione, vince su una comunque valida Dindirindina, al terzo posto Dark Angel Fee.